Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Sciame sismico nella notte a largo delle isole Eolie, 14 scosse hanno interessato l'area del Mar Tirreno, 2 le più forti di magnitudo 4.3 e 4.6 avvertite anche a Palermo e Messina. Catania, nuovi sviluppi sul caso dell'anziana catanese raginata dai vicini, volevano sottrarre 3 milioni di euro, dopo i 2 arresti arrivano altre 2 misure. Sanità, chiusa prima parte dell'indagine sugli appalti della regione siciliana, notificati 9 avvisi, tra i destinatari anche l'ex governatore Cuffaro, attualmente ai domiciliari. E sempre a Catania, controlli nel quartiere San Cristoforo, trovata una pistola e sequestrata 1 tonnellata di alimenti abusivi, rimosse strutture e rifiuti. Giornate FAI di primavera a Catania e provincia aprono 21 luoghi storici, palazzi, chiese e ville visitabili nel fine settimana. Il colossale musical La città delle Amazzoni scena a Catania, un viaggio nel mondo delle leggendarie donne guerriere in lotta con il popolo del mare, una storia di amori e passioni. Calcio Serie B, il Palermo rende visita oggi al Padova, rosanero in cerca di riscatto dopo 2 passi falsi consecutivi. Inzaghi, dobbiamo immediatamente tornare alla vittoria. Debutto di Viali al Massimino lunedì contro il Casarano, con il Catania che punta a difendere il secondo posto, sfida salvezza per Trapani e Siracusa. Bentrovati, sciame sismico a largo delle isole Eolie, 2 scosse sono state avvertite anche a Palermo nella notte, acque agitate nel Mar Tirreno da 14 terremoti, 2 i più forti di magnitudo 4.3 e 4.6. Uno sciame sismico ha interessato l'intera area delle isole Eolie. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa più forte è stata registrata alle 2:49 con magnitudo 4.3, epicentro vicino ad Alicudi, a 11 km di profondità. Poco prima era stato rilevato un altro evento di magnitudo 4.6. Il terremoto è stato avvertito dalla popolazione anche a Palermo, nel Messinese e in parte della Calabria. 2 persone sono state raggiunte da misure cautelari per i reati di circonvenzione di incapace e tentata appropriazione indebita. Avrebbero provato ad accaparrarsi illecitamente il patrimonio milionario di una signora anziana sola. Sentiamo Orazio Longo. Le investigazioni sono partite dalla segnalazione dei funzionari di un istituto bancario catanese che hanno subordinato la truffa nei confronti di una loro anziana e facoltosa cliente senza figli né parenti vicini. Un uomo e una donna di 53 e 50 anni sono stati raggiunti da un'ordinanza cautelare emessa dal GIP di Catania su richiesta della Procura per i reati di circonvenzione di incapace e tentata appropriazione indebita in forma pluriaggravata. Secondo gli inquirenti, gli indagati, in concorso con altri complici, avrebbero messo in atto azioni intese a impadronirsi del patrimonio della vittima ammontante a circa 3 milioni di euro. Già a novembre era stata eseguita la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di una fioraia ritenuta l'ideatrice dell'operazione. Essendo vicina di casa dell'anziana, si sarebbe accaparata la sua fiducia e l'avrebbe manipolata e isolata, rendendola completamente dipendente da lei e da sua figlia. La vittima era stata invitata a non avere alcun contatto, neanche telefonico, con parenti o persone estranee. Il progetto criminale era ben mascherato da una parvenza di legalità, ma fondamentale per lo svolgimento è stata l'individuazione di professionisti e tecnici, un avvocato, un consulente finanziario e la segretaria di uno studio notarile. Alla vittima erano state fatte redigere 2 procure speciali e un nuovo testamento con la devoluzione dell'intero patrimonio a un ente religioso e la nomina della fioraia erede universale. Dalle indagini è emerso che quest'ultima si sarebbe adoperata anche per ottenere un certificato attestante la capacità di intendere e di volere dell'anziana, che invece è risultata portatrice di un deficit dei processi cognitivi. All'anziana vittima è stato nominato un curatore che sta tuttora provvedendo alla sua assistenza. La Guardia di Finanza di Brescia ha sequestrato beni per oltre 3 milioni e mezzo di euro relativi a lavori agevolati dalla normativa del super bonus 110% prevista dal cosiddetto decreto rilancio. Scoperta una presunta truffa aggravata ai danni dello Stato, realizzata con la generazione e l'immissione in circolazione di crediti fiscali fittizi riguardanti interventi di efficientamento energetico in diversi condomini di Napoli, Frosinone, Messina e Brescia. Sequestrati anche diversi immobili nella provincia di Roma e Palermo. E continuiamo a parlare di truffe. Tentativo di raggiro con la tecnica del finto carabiniere è stato sventato ad Aragona, in provincia di Agrigento. Un 41enne incensurato di Paternò è stato arrestato in fragranza mentre tentava di farsi consegnare denaro e oro. La vittima, con sangue freddo, ha allertato i carabinieri, permettendo il blitz e l'arresto dell'uomo. Davide Sarto.
Truffa shock con la tecnica del finto carabiniere. Suo figlio ha investito una donna incinta, il bambino è morto. E con questa telefonata che un uomo di 41 anni, incensurato, di Paternò in provincia di Catania, ha tentato di raggirare una donna ad Aragona all'Agrigentino. Alla vittima è stato raccontato che il figlio era coinvolto in un grave incidente e che per evitare denunce e conseguenze penali bisognava pagare subito, contanti oppure oro. Una richiesta urgente costruita per spaventare, ma la donna è stata lucida e anche molto abile. Ha capito il tentativo di truffa e ha chiamato i veri carabinieri, riuscendo ad intrattenere il truffatore al telefono fino al loro arrivo. I militari hanno anche ascoltato la telefonata. A quel punto è scattato il piano. I carabinieri si sono nascosti in casa in attesa dell'uomo incaricato di ritirare il denaro. Quando il cosiddetto esattore si è presentato alla porta è scattato il blitz. L'uomo è stato bloccato e arrestato in flagranza. Dopo l'arresto è stato portato in caserma ad Aragona e poi trasferito al carcere Petrusa di Agrigento in attesa delle decisioni dei magistrati. Perquisita anche l'auto utilizzata dal truffatore, risultata presa a noleggio. Un tentativo fallito grazie alla prontezza della vittima e al tempestivo intervento dei carabinieri. Concluse le indagini per gli appalti truccati nella sanità siciliana, la Procura ha inviato 9 avvisi e si prepara a chiedere il rinvio a giudizio per Totò Cuffaro ed altre 7 persone. Manlio Viola. La Procura di Palermo ha chiuso la prima parte delle indagini sugli appalti alla regione siciliana. Si tratta dell'inchiesta che ha riguardato soprattutto la sanità regionale, ma ha coinvolto anche alcune procedure di stabilizzazione di personale precario e un consorzio di bonifica. I PM hanno notificato gli avvisi di conclusione dell'inchiesta però solo alla metà delle persone indagate in prima istanza e per le quali era stato chiesto l'arresto. Delle 18 persone coinvolte nella prima fase, 2 sono uscite di scena, per un'altra decina l'arresto è stato respinto. Gli avvisi di conclusione delle indagini notificati sono nel complesso 9, ma soltanto 8 riguardano persone fisiche. Il 9° avviso riguarda invece la società Dussmann. Il documento di conclusione è un atto che spesso precede la richiesta di rinvio a giudizio. Tra i destinatari fisici del provvedimento c'è anche l'ex governatore siciliano ed ex segretario nazionale della DC Totò Cuffaro, che attualmente si trova agli arresti domiciliari con le accuse di corruzione e traffico di influenze. Insieme a Cuffaro l'avviso di conclusione delle indagini è stato notificato anche a Ferdinando Aiello, Roberto Colletti, l'ex manager dell'ospedale Villa Sofia Cervello, Marco Dammone, Antonio Iacono, Mauro Marchese, Sergio Mazzola e al collaboratore personale di Cuffaro Vito Raso. Le posizioni degli altri indagati invece restano ancora al vaglio della Procura, che sta eseguendo altri accertamenti e poi deciderà se procedere alla richiesta di un processo stralcio o, come nel caso del deputato di Noi Moderati Saverio Romano, di procedere con la richiesta di archiviazione. Il GIP di Palermo ha disposto nuovi approfondimenti sull'inchiesta per la morte dell'imprenditore Angelo Onorato, respingendo la richiesta di archiviazione. È stata quindi accolta l'opposizione della moglie Francesca Donato. Il giudice ha concesso altri 6 mesi di indagini. Gli inquirenti propendono per l'ipotesi di suicidio, mentre la famiglia continua a sostenere che si tratti di omicidio. A Catania, controlli straordinari della polizia a San Cristoforo, setacciato il quartiere, sequestrata 1 tonnellata di alimenti senza tracciabilità e trovata anche una pistola nascosta in una cabina elettrica. Giusy Lazzara. San Cristoforo, Catania, terra di nessuno. Durante un controllo straordinario della polizia è rimossa una tettoia abusiva. Per fare ombra a auto in sosta, i cani poliziotto hanno fiutato qualcosa davanti a una cabina elettrica. Così è stata trovata nascosta dentro una pistola con munizioni. Ma non solo, sorpresi venditori ambulanti che esponevano e vendevano in strada prodotti ortofrutticoli senza autorizzazione. Scattate multe per 10.000 euro e sequestrato 1 tonnellata di alimenti privi di tracciabilità. Disposta anche la pulizia dell'intera area con la rimozione di quasi 2 tonnellate di rifiuti, tra cassette in legno, in plastica, banchi per la vendita, abbandonati nel tempo dai venditori ambulanti. Ripristinata così la fruibilità del marciapiede per i pedoni. I poliziotti hanno attivato anche posti di blocco in punti strategici del quartiere. Identificate 150 persone, oltre la metà risultate con precedenti e alcune destinatarie di misure di prevenzione. Maxi sequestro di semi di pomodoro di alto valore agronomico contraffatti nel Ragusano, scoperta una filiera illegale tra Vittoria e Gela. Sentiamo Veronica Barbarino.
Sequestrati oltre 30.000 semi di pomodoro di alto valore agronomico nel Ragusano. L'operazione, coordinata dalla Procura di Ragusa e condotta dalla Guardia di Finanza insieme all'Ispettorato contro le frodi alimentari di Vittoria, ha portato ad una vera e propria filiera della contraffazione. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tutto è partito dalla scoperta, in un'azienda agricola di Vittoria, dopo attente analisi di laboratorio, di piantine di pomodoro nate da semi contraffatti. Queste piantine sarebbero poi state rivendute a un'altra azienda della zona. A partire da lì, gli inquirenti sono risaliti al percorso dei semi. Questi sarebbero stati acquistati già contraffatti e simili agli originali da una ditta sementiera di Gela. A conclusione delle indagini, i titolari delle aziende coinvolte a vario titolo sono stati denunciati per fabbricazione e commercio di beni realizzati senza diritti di proprietà industriale. A intervenire sulla vicenda anche il ministro Francesco Lollobrigida, che, elogiando l'operato dei militari, ha ribadito l'importanza dei controlli per tutelare qualità, legalità e made in Italy e sottolineato come la contraffazione danneggi agricoltori onesti, mercato e innovazione. A Palermo la Guardia di Finanza ha sequestrato lo stabile che ospitava l'ex centro meccanografico il Banco di Sicilia. Costruito negli anni 70, l'immobile deve essere liberato dall'amianto, ma lo smaltimento durante i lavori comporterebbe rischi per la salute degli abitanti dell'area residenziale. Manlio Viola. Lavori di demolizione e ristrutturazione in pieno centro residenziale della città di Palermo, senza smaltire l'amianto a norma di legge e lavorando senza le dovute precauzioni necessarie per evitare le polveri sottili. La Guardia di Finanza ha posto sotto sequestro un intero stabile nel centro residenziale della città e il relativo cantiere di ristrutturazione. Si tratta dell'ex centro meccanografico del Banco di Sicilia, che era passato ad Unicredit insieme all'acquisizione degli sportelli bancari. Lo stabile, ormai dismesso, era stato ceduto ad una società che aveva avviato operazioni di ristrutturazione. L'edificio, realizzato negli anni 70, è saturo di amianto, ma le opere di ristrutturazione non ne stavano tenendo conto e le lavorazioni di smaltimento stavano avvenendo, secondo l'accusa, incuranti del rischio. L'ispezione della Guardia di Finanza è partita dalla segnalazione di alcuni abitanti della zona e in particolare delle via Adria e via Merenda, che sorgono intorno allo stabile in questione. I residenti sono infatti preoccupati dei rischi ambientali e per la salute. L'ispezione avrebbe confermato i sospetti proprio degli abitanti e per questo è scattato il sequestro dell'intero immobile. La magistratura ha disposto una campionatura dell'area per verificare i livelli di polveri sottili da amianto. La denuncia è scattata per il proprietario dell'immobile, per il direttore dei lavori e per il legale rappresentante dell'impresa, mentre il GIP ha convalidato il sequestro. La città di Ancona si è aggiudicata il titolo di capitale italiana della cultura, ma Catania non demorde. Il sindaco trantino dice non è una bocciatura, il nostro percorso va avanti. Tonino De Mano. Auguri ad Ancona, ma Catania non demorde e soprattutto non ha subito una bocciatura. Lo ha detto a caldo il sindaco trantino e lo ha ribadito l'arcivescovo Renna dopo l'aggiudicazione della città marchigiana a capitale della cultura. Il dossier Catania Continua va rispettato ed onorato. In poche parole, il percorso non si ferma, visto che la candidatura di Catania non era un punto di arrivo, ma un metodo, una visione strategica per la città che comunque intende portare avanti. Ma in ogni caso vogliamo andare avanti, perché cosa significa cultura? Significa anche compartecipazione, significa vivere in un contesto diverso dal passato. Allora i messaggi devono essere due. Uno, per quanto riguarda il risultato di Roma, smettiamola di piangere come si faceva in passato, immaginando scenari chissà di qual genere, dicendo che la colpa è di Agrigento, il fatto che Gibellina avesse avuto già un riconoscimento come capitale dell'arte contemporanea avrà penalizzato. Non ci interessa, buon lavoro ad Ancona, i migliori auguri, siamo certi che faranno bene, ma non dobbiamo più continuare a lamentarci come abbiamo sempre fatto, ma dobbiamo reagire. Questa è l'impostazione che noi cittadini catanesi dobbiamo dare per ogni azione del nostro operato. Ancona riceverà dal Ministero un contributo di 1 milione di euro per attuare il suo programma, ma 1 milione di euro derivante dalla tassa di soggiorno Catania lo destinerà comunque al suo piano cultura. Piano, abbiamo detto, l'avremmo realizzato in ogni caso. Il 1 milione di euro che noi abbiamo destinato a capitale della cultura dalla tassa di soggiorno continueremo a destinarlo per la realizzazione di questo piano che adesso moduleremo e presenteremo a maggio, perché abbiamo bisogno di dare stimoli nuovi, soprattutto ai nostri ragazzi.
A Messina è stata demolita l'ultima baracca di via Ennio V nel rione Taormina, segnando un passo importante nel risanamento dell'area. L'intervento ha già portato all'abbattimento di decine di abitazioni precarie, liberando uno spazio strategico per la città. Sull'area sarà realizzata la strada di collegamento con l'asse con Blasco, che permetterà di migliorare la viabilità tra la zona sud e il centro, alleggerendo il traffico e contribuendo alla riqualificazione urbana e sociale del quartiere. Adesso una breve pausa, poi parleremo di spettacoli e di luoghi da visitare. A tra poco. Giornate FAI di primavera. Oggi e domani è possibile visitare luoghi storici, ville, palazzi abitualmente chiusi al pubblico. Sentiamo Desiree Ferlito. Catania apre le sue porte, 21 luoghi storici e nascosti della città e della provincia saranno visitabili grazie alle giornate FAI di primavera, questo fine settimana. Palazzi nobiliari, ville antiche, chiese storiche e spazi solitamente chiusi al pubblico raccontano il cuore e la storia del territorio ionico-etneo. Tra le gemme aperte al pubblico il Museo dei Saperi e delle Mirabilie Siciliane, il criptoportico del Giardino Bellini, il Balneum di Piazza Dante, il Palazzo della Banca d'Italia e il Palazzo delle Finanze, con itinerari anche ad Acireale, Giarre, Mascalucia, Mineo, Mister Bianco e Piedimonte Etneo. Quest'anno grande attenzione all'accessibilità, percorsi dedicati per non vedenti, ipovedenti e persone con disabilità uditiva, con interpreti LIS e visite multisensoriali. Tra gli appuntamenti speciali al Palazzo della Banca d'Italia, visite guidate e video sulla storia della moneta, accompagnati da musica dal vivo degli studenti del Liceo Musicale Angelo Musco. Un'occasione imperdibile per scoprire i tesori nascosti di Catania e dei suoi dintorni, tra storia, arte e cultura. Il colossale musical La città delle Amazzoni in scena a Catania, un viaggio tra amori e passioni e nel mondo delle Amazzoni in lotta con il popolo del mare. Sentiamo Giusy Lazzaro. Mozzafiato, un intreccio antico tra la forza delle guerriere in lotta con il popolo del mare e il richiamo del cuore. L'opera Rivelazione, la città delle Amazzoni, con le musiche inedite di Franco Lazzaro e Airam e la drammaturgia di Andrea Tomaselli, approda a Catania al Metropolitan e racconta le imprese spettacolari delle leggendarie guerriere. Al centro della narrazione il tema della guerra e della pace, quanto mai attuale in questo tempo. Le coreografie di Erika Spagnolo in una Grecia antica immaginifica, il fiero popolo delle Amazzoni, guidato dalla regina Tandra, interpretata da Laura Sfilio, è scosso dall'incontro con il popolo del mare e il suo comandante Laiol, con Alessandro Incognito che firma anche la regia. Battaglie cruente e passioni travolgenti, un sentimento per il nemico si farà strada e l'amore tra due persone cambierà un odio che da generazioni divide due popoli. Adesso una breve pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, oggi alle 15, Palermo in campo a Padova, i rosanero sono a caccia del riscatto dopo 2 passi falsi consecutivi. Inzaghi dice dobbiamo tornare alla vittoria immediatamente. Marco Gullà. Unica missione, tornare a vincere. E questo è il messaggio chiaro dell'allenatore del Palermo Pippo Inzaghi per la trasferta di oggi contro il Padova. Ultima chance per provare ad inseguire il sogno della promozione diretta. Nelle ultime 2 gare un solo punto conquistato. I rosanero oggi a Padova devono riprendere la maestra via. Tutti hanno voglia di riscatto, anche noi abbiamo voglia, come dicevo prima, di tornare a vincere a tutti i costi, di fare la sosta nel modo migliore. Probabilmente in queste 2 partite abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo,
però se non è successo è solo per demerito nostro e dobbiamo subito tornare a conquistare i 3 punti. Inzaghi non dovrebbe cambiare molto rispetto al match di martedì scorso pareggiato con la Juve Stabia. Rosanero che dovrebbero scendere in campo così: Joronen tra i pali, Peda, Bani e Ceccaroni in difesa, Pierozzi, Segre, Ranocchia e Augello a centrocampo, Palumbo, Jonsen alle spalle di Poyampalo. Dopo questa sfida ci sarà la sosta per le nazionali. Chiudere con una vittoria, portare a casa i 3 punti, cercare di accorciare in classifica, poi avremo modo di riposarci per poi giocare queste 6 finali al meglio e vedere insomma fra 7 partite dove saremo arrivati. Oggi all'Euganeo fischio d'inizio alle 15, arbitro Marinelli della sezione di Tivoli. E c'è attesa ma anche curiosità per il primo Catania di William Viali, che lunedì sera ospiterà al Massimino il Casarano. Il nuovo allenatore sta provando diverse soluzioni per conoscere gli uomini e le caratteristiche della squadra. Francesco Triolo. Un secondo posto da difendere, un obiettivo alla Serie B dichiarato con ancora più forza. Il primo Catania versione Viali si vedrà già da lunedì sera contro il Casarano, formazione che arriva al Massimino dopo aver battuto il Cosenza, ovvero quella che era la terza forza del campionato. C'è attesa per capire come il nuovo allenatore inciderà in quello che è l'atteggiamento della squadra, del gruppo, prima ancora che sotto il profilo tattico. Contro il Casarano mancheranno ancora gli attaccanti centrali Forte e Rolfini che non hanno recuperato dagli infortuni. Viali dai primi allenamenti sta cercando di capire le condizioni di Cicerelli, che sta recuperando dall'infortunio e potrebbe anche essere convocato. Poi è un altro aspetto se verrà utilizzato, però è una decisione che potrà avvenire solo alla vigilia della partita. Viali sotto il profilo tattico ha provato un po' di tutto, ha cercato di capire, di conoscere soprattutto giocatori e caratteristiche. Difesa a 3, poi a 4, pressione, fase offensiva, la base e la mediana a 2 con Di Tacchi e Quaini, con Di Noia o Corbari che potrebbero anche spostarsi come mezzala in caso di 3-5-2, ipotesi sulle quali sta lavorando e lavorerà ancora sia Viali che il suo vice Cottafava in questi giorni, e qualcosa sulle indicazioni che avrà ottenuto si potrà capire dalla conferenza stampa della vigilia. Da oggi si inizierà anche a studiare l'avversario, a cominciare dall'ex Chirico, che è considerato l'elemento più pericoloso dei salentini. Lo sa bene Viali, che Chirico lo conosce per averlo allenato. Appuntamenti casalinghi domani per Trapani e Siracusa. Il Granata ospitano al provinciale il Potenza, gli azzurri al De Simone il Picerno. Sentiamo il servizio è di Sergio Colosi. Gemelli fino all'ultimo, domani una sfida cruciale senza appelli, giovedì prossimo l'ennesima penalizzazione. Per Trapani e Siracusa, penultimi con 24 punti, il destino è appeso ad un filo. In attesa di un'altra udienza davanti al Tribunale Nazionale Federale, la squadra di Aronica riceve al provinciale il Potenza con l'unico obiettivo della vittoria, indispensabile per evitare la retrocessione diretta senza play-out. Il Potenza, che in settimana ha vinto la finale d'andata della Coppa Italia di Serie C contro il Latina, è decimo, rilanciato da 4 punti in 2 giornate dopo un doppio KO contro Benevento e Cosenza. Confermato il Trapani, che nel turno precedente ha pareggiato a Picerno con Balla, Winkelmann e Benedetti trequartisti, Battimelli punta. Siracusa-Picerno è sfida salvezza ad alta tensione, con le 2 formazioni divise in classifica da 8 punti. Quello di domani sembra l'anticipo di un possibile play-out, ma l'esito di questa gara, l'entità della seconda penalizzazione degli azzurri e le ultime 5 giornate potrebbero mutare l'attuale scenario. Tifosi chiamati a raccolta al De Simone, con sconti per donne e under 18. Turati perde lo squalificato Riccardi, ma recupera Zanini. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona giornata.